Ed eccoci qua, naturalmente abbiamo incontrato un bel cuore solitario. Si chiama Mario, ha 47 anni e viene da Santa Ninfa. Da Santa Ninfa. Tu questa sera ti trovi qua in discoteca? Discoteca, diciamo che è una discoteca. Al cartodromo praticamente. È a cartodromo, sì. E con questa occasione hai visto me, dice quanto vado da Alberto per fare l'annuncio del cuore solitario. Certo. Ascolta Mario, tu praticamente sei single. Singolo, certo che sono. Completamente singolo. Quanto tempo è che sei single? Da quanto mese? Da quanto tempo? Da 47 anni. Cioè non hai mai avuto una ragazza? Mai avuto una ragazza. Come mai Mario? Un ragazzone come te? Chiaro, così, l'ho pensata così. Ho capito. E non hai neanche avuto una storia d'amore, non so, una relazione, niente, completamente. Cioè, una storia con Maria. Maria? Di Mazzara. Maria di Mazzara? Sì. Una storia con lei? Sì. Che quanto tempo? Ma un mesetto fa, 2 mesi. Ah, roba di poco praticamente. Sì, perché abbiamo fatto un viaggio a Ciriale. Insieme tu e Maria? No, che c'entra insieme? Dentro l'autobus. E ci sono naturalmente gli amici di Mario che dentro l'autobus l'ho conosciuto questa Maria che è di Mazzara. E quanti anni ha questa Maria? Ma Vito, quanti anni ha questa Maria? Maria 35 anni. 35 anni, però non avete combinato niente. Niente, oddio, ho fatto una richiesta d'amore lì in autobus. No, che c'è da salutare? Ci fece la richiesta d'amore. Ci accattavo licca vedemmo. Però niente. Niente, non ci fu niente. Sciopero completamente. Ti ha detto di no esclusivamente. Niente. E tu questa neanche sera. Un bacino mi posso dare. Niente, addirittura. È giusto, Vito, neanche un bacino, disgraziata. E questa sera tu sei qui appunto per cercare appuntamento per vedere se trovavo Maria. Vabbè, allora Mario, ascolta. In questo momento le ragazze che ti stanno guardando devono capire che tipo sei. Tu che tipo sei? Come ti definisci? Oddio, un tipo calmo, sincero, bello. Poi che devo dire? Esatto. Poi mi vedono, hai visto che mi vedono. Come aspetto fisico quanto sei alto? 1,70 m. Quanto pesi? 110. Quindi un peso diciamo. Non succede niente, lo piso più, un piso meno. Chilo più, chilo meno. Vabbè, come dovrebbe essere questa tua donna ideale che cerchi? Oddio, se cerco Maria come va a essere? Mi chiede che bene. È giusto. Cioè quella che trovi. Basta che ti vuole bene. Aspetta, tu ma a cercare a Maria. Maria. Se la fa lei alla caffetteria. Alla caffetteria? A Mazzara. A Mazzara? Sì. Cioè noi praticamente dobbiamo rivolgere l'appello a una ragazza che si chiama Maria. Maria di Mazzara. Quanti anni dovrebbe avere questa Maria? Quanti anni ha questa Maria? 35 abbiamo. 35, 34. E che fa? Lavora, non lavora? Dove la possiamo trovare? Un scuterone alla caffetteria a Mazzara. Alla caffetteria a Mazzara? A me non me. Ma scusami, tu praticamente sei innamorato di Maria? Certo, perché ho fatto una richiesta d'amore e ancora aspetto il bacio. E come mai tu non ti parti e vai da Maria e gli fai la dichiarazione direttamente? Ci sono andato lì alla caffetteria, c'erano gli amici suoi, cose. Ho pagato da bere, però lei non mi è più. Diciamo non ti ha neanche guardato? No, non mi chiama più. No, non ti ha chiamato. Guarda noi, Mario, ascolta, l'unica cosa che noi possiamo fare è rivolgere un appello in televisione sperando che Maria guardi la trasmissione e si accorga praticamente che tu sei innamorato di lei. Esatto. L'unica cosa che possiamo fare è questa. E c'è fare la richiesta d'amore. Certo, devi fare la dichiarazione qui di fronte alla telecamera, come se tu stessi parlando con Maria. Sei pronto? Appena te lo dico io. Sì. Perfetto. Allora, vai! Cara Maria, abbiamo fatto la richiesta lì sull'autobus a Cireale, siamo stati lì dormiamo, vedi? Silenzio, e parlare. E allora, capo l'autobus magari ho comprato lecca lì
Che ciuppi ciuppi è? Comunque, faccio questa dichiarazione di trovare Maria. Oddio, era un pochettino ladia, però era bella. Vabbè, sai come si dice? Ogni lasciata è persa. Ogni cacciata dice è persa. Comunque, Maria, se stai guardando questa trasmissione, vediamo se ci possiamo incontrare. Tu c'hai il mio numero di telefono e mi chiami. Basta così. Perfetto Mario, sei stato veramente preciso. Meglio di così. Come vedete, amici telespettatori, Mario è un ragazzone alto 1,70, peso abbiamo detto 110 kg. 110. Esatto, e tu sei innamorato di Maria praticamente. Di Maria. Speriamo che Maria ti veda e ti dica di sì. Va bene, ok. Vabbè. Ci sentiamo. Come? Un consiglio da una ragazza per questa Maria. Esatto, abbiamo qui la nostra Giovanna lo che guardi, però può dare un consiglio. Un bell'uomo, quindi ti vada dietro e non lo faccia aspettare, giustamente, giusto? Certo. Allora, che cosa possiamo dire a Maria che lo sta guardando? Maria, cerca di chiamarlo subito. Ok, vabbè, continuiamo il nostro giro e andiamo, venite con noi. Oh yeah!